Anche quest'anno un grande successo per il premio che lei organizza, il premio Buttitta. Quale bilancio è possibile tracciare? Il bilancio più che positivo, siamo all'ultima serata ed è stata una settimana esilarante e la partecipazione massima, e questo naturalmente non può fare altro che farmi felice, ma il merito di tutto questo è allo staff organizzativo, pronto, preciso, disposto ad impegnarsi e a superare tutti gli ostacoli che una iniziativa così variegata, così fatta di tanti momenti comporta. E il premio va pure il mio grazie alla giuria, precisa, seria, onesta, e questo fa sì che il premio cresce sempre di più, dà sempre consenso e lo fa diventare sempre più prestigioso. E che dire, e io stasera, visto che è la serata conclusiva, devo dire solo grazie a tutti, alle scuole, alle istituzioni, alla stampa, alla televisione. E siete voi che veramente, e tutti, avete messo un tassello affinché questo premio cresca. E cresce veramente, quindi grazie di cuore. Cosa rappresenta per te il premio Ignazio Buttitta? Diciamo che è un nome importante quello di Ignazio Buttitta, non è un nome che si spende certamente a caso. Mettiamola così, l'attività culturale, per come l'ho cominciata io, se vogliamo si comincia sempre un po' per passione, un po' per gioco. Pian piano la contezza che si prende nel fare un determinato lavoro, mestiere, è sempre brutto parlare di mestiere quando si sta facendo qualcosa col cuore, no, diciamo direttamente allora che questo premio, se vogliamo, può essere un suggello con il suo nome e ringraziando appunto chi mi ha scelto per un'attività che vuole e che speriamo possa continuare a pungolare le coscienze della gente, degli agrigentini e anche dei non agrigentini, perché ultimamente tramite le trasmissioni culturali, tanto per dire quelle che sono state registrate in televisione, siamo riusciti ad andare oltre la Sicilia, il bacino d'utenza classico che ci permettono appunto le nostre antenne, e a diffondere questo lavoro via internet. La casa editrice Einaudi ha pubblicato sul sito internet, sulle pagine degli autori, le serate che sono state fatte con Paolo Sortino e Marco Mancassola, così ha fatto la Bompiani, così ha fatto qualsiasi altra casa editrice che ovviamente è interessata a questo tipo di lavoro e che hanno trovato inedito, perché appunto finora nella penisola italiana è stato ravvisato anche questo come una mancanza, quella di dare rilevanza al momento in cui l'autore presenta il proprio lavoro, la propria opera al pubblico dal punto di vista televisivo. Dedica speciale per questo premio che hai ricevuto? La dedica assolutamente va ai genitori, a Teleagras, che hanno permesso che cominciassi questo lavoro, ma lo devo dedicare anche ad Amedeo Bruccoleri, che con me ha condotto quest'estate queste serate, e ai miei compagni di redazione di viaggio dell'Alef, senza la quale probabilmente non sarei quello che sono. Per me ogni premio è importante, però questo premio lo ricevo per la saggistica, per il mio libro Un prete scomodo, un libro che ha animato il dibattito e quindi lo gradisco particolarmente, quindi ringrazio la giuria, ringrazio Lina Urso Gucciardino e il professor Enzo Alesi, tutti coloro che hanno ritenuto il mio libro essere meritevole di un premio così prestigioso.